Michele è dal 2013 che pratica judo con noi nella nostra palestra e ha sempre lavorato con i ragazzi della palestra, quindi non ha avuto dei trattamenti di favore perché magari ha delle difficoltà in più, come si può capire ha delle difficoltà in più degli altri ragazzi, e si è sempre impegnato molto, e grazie all'impegno che ci ha messo per tutti questi anni in maniera molto costante e molto precisa, è riuscito a sostenere un esame per la cintura nera primo dan, un esame regionale della federazione, dove per certi versi ha fatto un bellissimo esame, anche meglio di tanti altri suoi colleghi, di tanti altri suoi colleghi. Mi permetto di dire, essendo il suo maestro, che è stato molto bravo, però vorrei anche aggiungere che è stato, diciamo che gli aiuti che ha avuto sono stati dalla Francesca, che ha fatto da partner e soprattutto lo ha preparato nell'ultimo mese, partecipando a tutti gli allenamenti con Michele e dedicandosi specificatamente a Michele per perfezionare la sua qualità, la sua possibilità di dare l'esame. Poi invece c'è anche Tommaso invece è da 2 anni che segue i ragazzi, particolarmente la squadra degli agonisti, e Michele ha sempre lavorato con gli agonisti. Tommaso lo ha seguito dal punto di vista proprio dell'allenamento al combattimento, e questo pensiamo che abbia fatto veramente la differenza nella qualità acquisita da Michele nel suo judo. Uno sport sicuramente adatto a chiunque, a qualunque età, ovviamente fatto con le debite attenzioni. Per i bambini è ottimale per la loro crescita, per i ragazzi soprattutto anche per quanto riguarda l'educazione e quindi il comportamento a livello sociale, e poi come atleti hanno la possibilità di svilupparsi in maniera splendida. Basti pensare che gli atleti, almeno i nostri atleti che sono impegnati nelle gare, nelle attività agonistiche di alto livello, riportano che fanno meno fatica a studiare quando sono nei periodi di massimo allenamento. Quindi direi che è un'attività, uno sport che aiuta anche nel loro impegno fondamentale che è la scuola. Ecco, da madre, che emozione è un risultato di questo tipo? Beh, è un'emozione grande, perché comunque vedere Michele conseguire un risultato di normalità dà senso a tante fatiche, a tante scelte di vita. E aggiungo anche che da presidente di Associazione Italiana Persone Down Marca Trevigiana porto avanti il mio lavoro con ancora più convinzione che l'inclusione è possibile a situazioni come questa, in cui la lungimiranza e la sensibilità del maestro Stefano ha permesso a Michele di fare delle esperienze che difficilmente io avrei potuto fargli fare.